Alfio Mannino, segretario regionale della CGIL, oggi ad Agrigento, dona 2 targhe lattoponomastica all'amministrazione comunale in ricordo di chi? È il ricordo di Antonio Gramsci, però per noi non è un esercizio retorico di ricordo rispetto ad Antonio Gramsci. Noi vogliamo attualizzare quello che Gramsci ci ha insegnato. Innanzitutto un grande pensiero autonomistico, l'altra questione, lui era un grande meridionalista, lui credeva davvero che il paese poteva rilanciarsi a partire dal mezzogiorno e poi davvero Gramsci ha fatto la storia di questo paese provando a lottare contro i fascismi e contro tutti i totalitarismi. È importante che da realtà come Agrigento venga ricordato Antonio Gramsci, la sua storia, la sua figura, i suoi valori, e io credo che siano valori che attualizzandoli oggi ci dicono 3 cose. Dobbiamo continuare a lottare per la libertà, per l'emancipazione dei soggetti più deboli e dobbiamo riscattare il mezzogiorno, e in funzione di questo noi oggi siamo qua. Alfonso Buscemi, segretario provinciale della CGIL, in occasione del 25 aprile era emersa questa richiesta, questa proposta che oggi si concretizza. Sì, come è solito fare, la CGIL mantiene l'impegno rispetto alle proprie dichiarazioni. Abbiamo voluto dare un segnale, questo simbolo, per affermare ancora di più oggi che bisogna avere la mente sempre proiettata verso il futuro, però facendo tesoro delle cose del passato. Antonio Gramsci è stato un uomo ucciso dal fascismo, ha dato la sua vita per lottare contro il fascismo, e quindi noi questo bene prezioso di tanti uomini, dei tanti Antonio Gramsci che ci hanno consentito oggi di vivere la libertà, dobbiamo ricordarcene e consegnarlo alle nuove generazioni, perché la democrazia è un bene prezioso che va conquistato ogni giorno. Questa è una via di liberazione? Questa è una delle tante vie di liberazione, esatto. Sì, è stato un'idea, un'iniziativa che Alfonso Buscemi mi aveva esternato il 25 aprile di quest'anno, quindi una ricorrenza importantissima per la nostra nazione, e devo dire la verità che ho sposato in pieno questa iniziativa, mi sono sentito lusingato proprio dell'invito fattomi, e quindi oggi stamattina sono stato presente proprio alla scopertura della targa.